Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ma anche se c'è caldo, anche se c'è freddo, noi siamo sempre qua pronti ad iniziare una nuovissima puntata di Made in Polesine anche questa settimana. Buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori, da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Tutto bene? Trascorsa bene la settimana? Bene, trascorsa bene la settimana. Questa settimana c'è il mondo fermo. C'è il mondo fermo, la settimana prossima ancora di più. Ancora di più, e forse anche l'altra ancora. E poi si ricomincia. E poi, ragazzi, bisogna cominciare a lavorare e prendere soldini qua. Sì, ecco. Perché qua non ci piove, assolutamente no. Vai. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine questa settimana su Diva FM e su Made in Polesine Web TV, e adesso andiamo subito a leggere i titoli perché siamo veloci. Allora, Notte Bianca, che passione. Ocarine alla conquista della Cina. Delta Mais sempre più grande. Poi diritti esclusivi di pesca in alto mare. Perché questo è un po' più un moscio. Poi ci spiegherai, dai. Ultimo ma non ultimo, festa del turista. Questi sono i titoli di oggi che andremo ad affrontare all'interno di Made in Polesine. Noi a questo punto ci assentiamo, brevissima pausa e partiamo. Ecco qua, allora siamo pronti. Si sta bene in questo studio, ancora un po' di caldino perché abbiamo acceso da un secondo fa perché sai, prima era stato spento, non perché c'è il braccino corto, voglio risparmiare. L'ultimo, che in questo caso che è stato il nostro Roberto Garbi, prima di noi, insomma mezz'oretta fa, quando se n'è andato ha spento e adesso noi abbiamo riacceso. Vuole risparmiare il signor Milan Stefanelli qua vicino. Andiamo avanti? Va bene, dai, vai, braccino corto, dai. Dopo vediamo con il caffè chi. Notte Bianca, che passione, vai. Allora, Notte Bianca, ne parliamo una in particolare, che è quella di Polesella, che è stata l'edizione 2019, sotto l'argine, con musica, mostre, attrazioni, stand gastronomiche. Il sindaco Raito, nostro amico, ha detto è un format apprezzato e consolidato. Ci dispiace che altre feste, altre notti bianche sono saltate, tipo quella di Adria, che anche quello ormai è una ricorrenza, un avvenimento consolidato. Che dire, c'è voglia da parte della gente di divertirsi, di uscire. È perché è un momento particolare che pensieri ne abbiamo tutti a iosa, e quindi magari trovarsi un po' con gli amici al di fuori delle preoccupazioni normali è cosa buona e giusta. Esatto, sì, ogni tanto ci vuole, dai, assolutamente. Per ricordare, in questo momento qua ci sono fiere e feste dappertutto, però ne ricordo una in particolare che io ho seguito ieri, festa di San Gaetano a Mazzorno Destro. Perché? Perché Mazzorno Destro è un paesino che farà 200 anime, sì, circa. Sì, più o meno, vabbè, dai, anche forse meno. Però riescono a fare una sagra 4 giorni con musica, con spettacolo, con un sacco di volontari, eccetera, e quindi chapeau veramente, perché sì. Quando si riesce a fare qualcosa di questo tipo con poche energie, con poche risorse, sempre con quegli sponsor che ormai non ce la fanno più, perché arriva di tutto di più a cercare di sovvenzionare le feste, quindi chapeau a tutti. Prendiamo appunto pretesto per la festa di Polesella, riuscitissima, veramente migliaia di persone, però ricordiamo tutte le fiere anche più piccole. Ricordo appunto in particolare Mazzorno Destro, perché vedi un sacco di gente che magari tutto il paese è lì. Ma poi ben organizzata. Ma ben organizzata, si mangia bene, la gente è tranquilla. Ci sono pochi galli nel pollaio. Potrebbe essere. Sì, probabile. Però mi dà la fiducia. Io da quando seguo le fiere dicono tutti: ma quando non ci saranno più questi che organizzano? Invece appunto ieri, ma anche a Polesella, ma anche a Adri, vedo un sacco di giovani, quindi c'è un ritorno alla voglia di aggregazione, e quindi ci fa piacere ricordarlo e sottolinearlo e fare un chapeauissimo a tutti i volontari che riescono a organizzare queste cose qua. Chapeau. Al giorno d'oggi organizzare una fiera non è difficile, è di più, perché ci sono lacci, lacciuoli, permessi, costi, tanto per dire, mettono un palco e fare una planimetria che costa 600-700 euro. Sì, deve avere lo studio tecnico che fa tutto quanto. Quindi bravi. Complimenti a tutti i volontari, tutti quelli che riescono a renderci un'estate
sempre più piacevole. Chapeau, veramente. Noi a questo punto ci fermiamo, brevissima pausa e torniamo tra poco. Ritornati quindi in diretta su Diva FM e su Made in Polesine Web TV, pronti a continuare la puntata di oggi appunto di Made in Polesine. E adesso parliamo di Ocarine alla conquista della Cina. Ocarine che ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo sempre parlato perché ci fa perché allora, sembra una cosina fatta così, proprio lì buttata lì, invece questo qua veramente è una cosa seria e importante. Col pretesto delle Ocarine ricordiamo che c'è a Grillara di Ariano nel Polesine una famiglia di Benvenuto Fecchio, dove tutti, moglie, le 2 figlie e lui, si prodigano per continuare una tradizione che è appunto quella dei fischietti e delle ocarine. Bravissimi, che dire, gli amici di Budrio, che sono quelli che diciamo sono i più titolati per parlare di ocarine, molto spesso vengono qua da Fecchio per farsi fare le ocarine, perché è talmente diventato bravo. Sembra uno strumento elementare, però come tutti gli strumenti ha bisogno di parametri particolari, altrimenti stona. Ha le sue regole, insomma, ha le sue regole. E siccome è fatta con l'argilla barra il tivaro del Po, e quindi l'impasto, la cottura deve essere perfetta, chapeau al grande Benvenuto e la sua famiglia. Però non vogliamo parlare di questo, perché parliamo che fra pochissimo, oggi è giovedì, poi ci sentirete in replica, però a oggi verso le 2-3 del pomeriggio c'è una delegazione cinese che va a vedere il Museo delle Ocarine. Se non l'avete mai visto, il Museo delle Ocarine, ci vuole non il navigatore, ci vuole proprio il satellite che ti dica a destra e a sinistra, quindi sperduto nel mondo, però nonostante tutto centinaia di persone ormai lo hanno visitato, quindi chapeau naturalmente agli amici Fecchio. Ricordo appunto che oggi ci sarà una delegazione cinese guidata dal professore Zhong Pei, noto costruttore di ocarine di Shanghai e docente in una scuola che studia questo strumento. Ricordiamo che probabilmente oggi si ratificherà un gemellaggio e quindi porteranno, ed è una cosa secondo me interessante, anche degli studenti nostri a Shanghai, e quindi sarà un giro importante, il giro della vita, e viceversa i shanghaiani, non so se si dice così, gli shanghaiani verranno qua da noi. Bravi anche in questo caso l'amministrazione comunale che appoggia e tutti gli amici dell'Ocarina. Ricordiamo che sempre dell'Ocarina c'è un festival internazionale, ogni anno invitano gente, perché poi nel Medio Oriente, nell'Oriente, non nel Medio Oriente, Corea, Giappone, Cina, Vietnam, le ocarine la suonano tutti. La suonano tutti quanti, sì. Ecco, quindi vabbè, bravi, ricordiamo appunto che oggi c'è una delegazione cinese. Posso dire una cosa riguardo l'ocarina? Mi ricordo che di là ne abbiamo una anche noi di queste qua, che per farla suonare devi suonare, devi soffiare nel posteriore e quindi succedevano delle cose stranissime, nel senso tu sei abituato a dare aria ai polmoni dietro, ecco. Però insomma è una cosa così carina, insomma, divertente, che anche noi in questi studi abbiamo provato, insomma, ecco, perché ci piaceva, tutti abbiamo provato. Io no. Te l'ha fatto provare, vabbè. Dai, breve pausa, torniamo tra poco. Bene, allora siamo ritornati, abbiamo bevuto il caffettino, indovinate chi ha pagato? Non sto a fare furbo. Ti ho detto che c'è il braccino corto, te lo tieni. Dai, allora, parliamo di Delta Mais, sempre più grande. Allora, parliamo di agricoltura perché, che se ne dica, l'agricoltura è una delle cose basilari e importanti del nostro delta. Certo. Tra l'altro nel delta ci sono delle aziende gigantesche che hanno i 1000, 1500, 2000 ettari, che forse nelle altre parti d'Italia ce ne sono poche zone con queste caratteristiche. Parliamo di Delta Mais perché è diventato un colosso, conta 250 soci ed è pronta a fondersi con la Cosva di Portotolle, che è un'altra bella potenza. Quindi diventerà un agglomerato importante, non solo del mais, ma poi anche dei meloni, poi anche di altre culture. E quindi complimenti a tutti. Ma prendiamo anche qua un pretesto per parlare di agricoltura, perché che se ne dica, noi facciamo un'agricoltura intensiva. C'è la zona di Rosolina, Volto, eccetera, che fanno gli ortaggi, quindi c'è veramente un fermento da parte degli agricoltori per rendere sempre più remunerativa questo tipo di attività. Ce la fanno, non ce la fanno? Che dire, forse chi ha piccoli appezzamenti in questo momento qua stanno soffrendo.
Quindi un appello, virgola, ma chi siamo noi, virgola, Ma lo diciamo. ai nostri governanti, siccome quando si andava a scuola, quando si studiava, si diceva agricoltura siderurgia, metallurgia, eccetera, eccetera. Siderurgia, metallurgia ce la siamo già mangiati, Sì. il commercio ce lo siamo già mangiati, c'è rimasta l'agricoltura, siccome la terra non ce la... E la pesca, insomma, E la pesca, per fortuna. Anche la pesca, poi ne parliamo subito dopo, sì. anche la pesca ha bisogno di essere tutelata, controllata e assistita, e l'agricoltura ancora di più. Quindi complimenti alla Delta Mais, complimenti alla Cosva se faranno questo, complimenti al mio amico Arnaldo Bovolenta, che è uno che sta seguendo e cercando di portare sempre più innovazione nel settore appunto che lui tratta agricolo. E che dire, salvaguardiamo perlomeno l'agricoltura. Se si mangiava anche quella, ci siamo mangiati la metallurgia, la siderurgia, il commercio, ci siamo mangiati anche dopo. Ma tutto, anche l'artigianato. Anche l'artigianato. Ecco, c'è rimasto in questo momento qua, specialmente da noi, agricoltura e pesca. Meditate. Non c'è altro. Meditate, gente, meditate. Dai, allora... Bella notizia però. Abbiamo dato complimenti. Siamo positivi, sì. Poi probabilmente bisogna essere grandi per quindi a unire Cosva e Delta Mais è una cosa importante. Penso però che se non sono seguiti anche da leggi appropriate, da parlamentari in Europa adeguati, eccetera, 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 ci mangiamo anche quello. Esatto, sì. Dai, allora. E con questa botta di ottimismo. Dai. Torniamo tra poco. E siamo ritornati pronti a proseguire la puntata di oggi di Medi Polesine su Riva FM, su Medi Polesine Web TV, e adesso un altro argomento, ma riguarda in modo particolare il nostro territorio. Parliamo di diritti di pesca esclusivi per quanto riguarda l'alto mare. No, allora, i diritti esclusivi di pesca sappiamo che ne stiamo parlando, sembrava una cosa fatta, sembrava che l'intervento del prefetto avesse risolto il problema, che l'Avvocatura di Stato avesse detto sì, si può fare, tutti contenti, tutti felici. Viene fuori la provincia che dicono che non è ancora così chiara la faccenda, e naturalmente si è elevata una levata di scudi importanti, consorzi pescatori che vogliono organizzare una protesta, un consigliere provinciale nonché assessore a Portoviro che si sta scontrando, la signora Mantovan, con il presidente Dallara. Dallara dice: guarda, la nostra ragioniera della provincia dice che non è ancora tutto deciso e quindi bisogna che le cose siano molto più chiare, perché altrimenti io non firmo. E quindi siamo ancora in stand-by, ovviamente. Ricordiamo che i diritti di pesca vuol dire che danno esclusivi diritti alle nostre capitanerie, diciamo, quindi in particolar modo dovevano darlo al consorzio pescatori di Scardovari. Sembrava tutto fatto, tutti contenti, 15 anni di concessione, che non era quello che chiedevano, perché chiedevano una concessione ad libitum, molto più lunga. Esatto. Però 15 anni piuttosto di niente è molto meglio piuttosto. Fatto sta che ancora non si è deciso. Pescatori un po' arrabbiati, giustamente. Ne abbiamo parlato uno step fa, che se ci mangiamo anche la pesca, le cose diventano dure. Sì. E quando i duri cominciano a giocare, il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e quando i pescatori si arrabbiano sono cose duri, si incazzano, sono si cose incazzano dure. veramente. Va bene, quindi speriamo che venga risolto al più presto questo appunto cosa dei diritti esclusivi di pesca. Noi ci prefiggiamo di intervistare sia il presidente Dallara che la Mantovan, come si chiama? La Valeria Mantovan, che appunto è qua di Portoviro, esatto, quindi le ospiteremo in questi studi e chiederemo perché, per come, per cosa, e le cose non vanno avanti. Non vanno avanti, assolutamente. Seguiremo con attenzione la faccenda. Abbiamo concluso anche questo ulteriore step, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Medi Polesine. E siamo quasi giunti al termine, abbiamo solamente l'ultimo argomento di oggi, l'ultimo titolo, Festa del Turista. Festa del Turista. Allora, ogni anno fanno la festa del turista, la fanno, non è come pensi tu, fanno la festa del turista, così, un po' sì, qualcuno potrebbe anche interpretare in maniera diversa. Però domani sera ci sarà la festa del turista, siamo
di giovedì, quindi in replica sarà purtroppo passata, però noi la puntata principale è di giovedì. Allora, la prima messa in onda di Medipolesine è di giovedì, quindi tra le 13 e le 14. Perché la notizia diventa postuma. Poi in replica il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno. Perfetto, quindi domani sera appuntamento più attesi e ricchi dell'estate rosolinese in strada sud, un tripudio di luci, colori e profumi con le bancarelle, ci saranno anche i fuochi d'artificio che a me piacciono tanto. Ti piacessero. Allora, che dire, festa del turista è una cosa bella festa. Io ricordo tra le altre feste una festa che sono stato presente a Scanopalo a Boccasette, dove la famiglia Bellan, appunto Scanopalo, ha festeggiato 50 anni, veri pionieri della spiaggia di Boccasette. Grandi feste anche in tutti i bagni di barricata. Non ci aggiungono cose di Scano Cavallari, notizie, non so se fanno spettacoli o altro, però questo non abbiamo notizie in merito, però le nostre spiagge si stanno muovendo. Che dire che se ne dica, le nostre spiagge sono tra le più belle, specialmente per le famiglie, e attrezzate che ci sono sicuramente nell'Adriatico. Parto con la polemica. C'è anche una polemica in questo caso. La polemica è che, sentendo anche gli operatori, quest'anno ci sono molto meno turisti sia esteri che italiani. Ma a livello generale. Però si parla di un 7, 8, anche 10% in meno, e sono cifre e sono cose importanti. Come superare questo costo? Allora, tanto ci spiegavano anche uno dei motivi. C'è stato un boom negli ultimi 2 anni perché i paesi, diciamo, competitor, Turchia, Egitto e Tunisia, non erano così sicuri. La gente aveva preferito ritornare in Italia e non cercare di ammalarsi in giro per il mondo con quello che c'era e che potevano aspettarsi. Adesso però si sono un po' calmate, quindi la gente è ritornata di là. Ricordiamo che con la stessa cifra che si fa una settimana in un appartamento, purtroppo in questi paesi che abbiamo parlato si fa con viaggio aereo, all inclusive, albergo e tutto, più o meno la stessa cifra. Com'è che si può superare? Ne abbiamo parlato anche altre volte, ma abbiamo parlato anche con gli operatori del nostro territorio. Dicono purtroppo possiamo superare solamente con la qualità. Qualcuno diceva anche dobbiamo superarlo anche con l'abbattimento dei costi del personale. Ancora meno volete dargli? Ecco, ci viene da ridere. Ancora meno volete dargli? Caspita. Io capisco che poi ci siano altre cose, altre spese, altre situazioni, insomma, però diciamo, lo stipendio, il compenso di... Gli date 3 euro l'ora, 3-4 euro l'ora alla fine, tra una roba e l'altra. Ma questa è un'altra storia, non vogliamo entrare in polemica, però sappiate che se volete e se vogliamo superare i nostri competitor, li possiamo superare solamente con un'offerta di qualità e non solo. Ti dirò che le nostre spiagge, i nostri bagni sono per me ottimi. Qualche dubbio, qualche perplessità, visto che noi non abbiamo grosse strutture alberghiere, abbiamo le case, gli appartamenti. I nostri appartamenti sono fermi negli anni 50 e costano come quelli del 2010, però non siamo certamente a livelli costano come fossero appartamenti fatti nel 2055, però sono fermi del 1950. Meditate, gente, meditate. Ok, va bene. Una festa del turista domani sera, mi raccomando, non mancare, non mancare assolutamente. Allora, questo era l'ultimo argomento di oggi. Noi ci assentiamo una brevissima pausa, torniamo per i saluti finali. Siamo pronti quindi per i saluti finali, per la conclusione di questa puntata di Medipolesine. Però prima il nostro Leandro Maggi voleva ricordare un evento, naturalmente lui è presente, ma per caso non solamente questo, lui è presente a tutte le manifestazioni, quindi diciamo c'è anche qua. La festa del patrono San Gaetano ad Ariano nel Polesine, 5-6 giorni importanti, ma tosti, belle feste. Sabato c'è la festa gialla. Io sono presente, ci saranno cotillon, ricchi premi, eccetera eccetera, e tombolona, quindi venite a trovarci ad Ariano nel Polesine sabato 10. Sabato prossimo, fra un paio di giorni. Ecco quello che stiamo per dire tra poco. Bene, allora siamo veramente in conclusione. Noi vi ringraziamo naturalmente per il vostro gentile ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Div FM e su Medipolesine Web TV. Da parte mia
Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio di un buonissimo fine settimana, buone ferie per chi è già in ferie, beato lui, beato voi che siete già in ferie. Godetevele. Ecco, godetevele perché durano sempre pochissimo queste ferie e volano via subito. Il nostro classico countdown 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.